Eder. Mech. Pallister. 13. Il 4 novembre 2023, Lorenzo Assaloni, un giovane di 26 anni del luogo, è scomparso senza lasciare traccia. La preoccupazione si è diffusa tra i suoi familiari quando, dopo alcune ore di assenza, non è rientrato a casa. Nato a San Daniele del Friuli e residente a Tricesimo, il giovane era stato visto per l'ultima volta il 3 novembre con pantaloni rossi e una felpa nera, mentre si allontanava in bicicletta verde e con uno zaino blu. Dopo una giornata di ricerche, il 5 novembre è stato trovato senza vita a Cassacco, escludendo la possibilità di responsabilità di terzi. Le forze dell'ordine avevano subito iniziato le ricerche e diffuso la descrizione del ragazzo, ma purtroppo il destino ha riservato un epilogo tragico. La notizia della sua scomparsa si era diffusa a livello regionale, ma alla fine le speranze si sono infrante. Le operazioni di recupero e soccorso di Paolo Pellegrino, 81 anni, sono risultate vane poiché l'uomo è purtroppo deceduto, a causa delle gravi ferite, riportate nella caduta in un dirupo a Molino. Il 4 novembre, un cacciatore ha notato un corpo senza vita sulle rive dell'Enza, dopo 5 mesi dalla sua scomparsa. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e identificare il cadavere. Tuttavia, sarà necessario attendere l'esame autoptico e del DNA per confermare la sua identità. Il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione in località Ponte Enza ed è stato portato a Coviolo per l'esame. Gli abiti rinvenuti sembrano coincidere con quelli indossati dall'uomo scomparso, Luca Ravera, il 13 giugno a Basilica Goiano. La felpa viola sembra essere stata ritrovata insieme al corpo, rendendo più flebile l'ipotesi di una sua scomparsa volontaria. Tuttavia, rimangono ancora molti misteri riguardo alla sua morte, che potrebbero essere risolti con l'esame autoptico. La madre di Ravera, infatti, non crede che suo figlio avrebbe potuto compiere un gesto estremo, nonostante fosse malato e sotto terapia farmacologica. Si ipotizza che possa aver perso la memoria o essersi smarrito durante una passeggiata. La piena del fiume potrebbe aver trascinato il suo corpo più a valle, rendendo ancora più difficile il suo ritrovamento. Solo gli accertamenti dei prossimi giorni potranno fornire maggiori dettagli sulla sua morte e risolvere i misteri che ancora circondano questo tragico evento. Il 5 giugno, a Olbia, si è verificato un evento tragico alla Maddalena, un cadavere è stato trovato sugli scogli dell'isolotto di Corcelli. Dopo i primi accertamenti, sembra che si tratti di un anziano di nazionalità bielorussa. Il corpo è stato ritrovato nudo, con l'eccezione di una t-shirt, e al momento non è stato possibile recuperare i suoi documenti, poiché probabilmente sono andati persi con la barca in vetroresina su cui si trovava l'uomo. Il segnale di allarme è stato lanciato intorno alle 8 tramite un telefono con scheda SIM bielorussa, il che suggerisce che l'uomo fosse straniero. Le operazioni di soccorso sono state immediate, con l'intervento dei vigili del fuoco e del nucleo sommozzatori elitrasportato di Alghero. Gli investigatori stanno ipotizzando che l'uomo potesse essere a bordo della barca ormeggiata a Santa Maria, ma che il mare agitato l'abbia trascinato alla deriva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.